Allora, la mattinata si svolgerà così. Adesso parleranno Daniele Manacorda e Patrizia Fortini, poi ci sarà un caffè per tutti e poi riprenderemo con le altre due relazioni, poi la sospensione fino alle 2:30. Perciò direi che iniziamo perché la mattinata è lunga. Direi che subito dopo le prime due relazioni, se ci fossero delle domande, ma molto puntuali, quelle più generiche, più generali, le rimandiamo al pomeriggio alla tavola rotonda, perché così, proprio tipo botta e risposta, se avete bisogno di una qualche delucidazione che è apparsa dalle due relazioni e poi dalle altre due, altrimenti rimandiamo la discussione più generale al pomeriggio. Ecco, allora cominciamo. E vorrei dare la parola al professor Daniele Manacorda dell'Università degli Studi Roma 3, che tenga presente che le mie colleghe e amiche padovane non sono mica venute ieri a sentirmi, sono venute oggi per sentire te. Ecco, perciò sono offesissime. E Daniele Manacorda, scusa, parlerà Grazie Irene, su abbiamo Boni invece e il il privilegio metodo di sentirti. e Boni e il metodo della ricerca archeologica un secolo dopo. Buongiorno a tutti. Per me, bambino, Giacomo Boni era quel signore sepolto sul Palatino in un giardino meraviglioso dove mio padre qualche volta ci portava a giocare. Da ragazzo poi era l'autore sconosciuto di alcuni estratti che circolavano nelle librerie di casa. È solo dopo che è diventato qualcos'altro, cioè uno dei padri dell'archeologia moderna. E gli organizzatori di questo convegno, in particolare Albert Hammerman, che ringrazio di cuore, mi hanno chiesto di portare una riflessione sulla sua riscoperta 40 anni fa qui in Italia e anche sull'immagine che possiamo avere di lui oggi, una generazione dopo. Naturalmente ho accettato volentieri questo compito, anche se non ho l'esperienza di chi in questi anni, almeno 20 anni, ha rimesso le mani negli scavi, sulle sue carte e sul terreno. Abbiamo qui Patrizia Fortini, che ha dedicato tantissima cura e tempo a questo bellissimo tema. Il mio quindi è un discorso di carattere molto più generale, a partire da quegli anni 70 che videro l'archeologia italiana protagonista di una stagione che possiamo definire rivoluzionaria, senza retorica, nei concetti, nei metodi, nelle procedure, di cui oggi magari tocca a noi misurare i traguardi raggiunti o le criticità. L'humus in cui avvenne la riscoperta di Boni lo troviamo leggendo l'Archeologia e cultura materiale di Andrea Carandini. In un breve paragrafo possiamo cogliere un po' il senso culturale di quella operazione di recupero e quindi l'attualità del discorso di Boni che Carandini lì sintetizza ricordando alcuni degli aspetti innovativi della figura di Boni, validi agli albori del Novecento e ancora nuovamente validi 2 o 3 generazioni dopo. Aspetti innovativi che naturalmente non si limitano alla teoria, la prima Europa, e alla pratica dello scavo, ma toccano nervi centrali, nervi molto sensibili della disciplina archeologica, del suo rapporto con le discipline più o meno vicine e quindi anche del suo ruolo sociale. Per quanto riguarda lo scavo, è superfluo rendere giustizia alla originalità del metodo di Boni, che mutuò le prime esperienze stratigrafiche di ambito pre-protostorico maturate nel nord Italia e per certi versi anticipò l'opera di Mortimer Wheeler, anche se sappiamo che non ebbe modo di influenzare direttamente la tradizione britannica, nonostante che il suo saggio sul metodo ebbe subito una traduzione inglese. Oggi, ne parla anche Hammerman nella sua introduzione, possiamo anche fare giustizia
di quel mito creatosi attorno alla stratigrafia elaborata nel suo scavo giovanile delle fondazioni del campanile di San Marco, mito di cui non è certo responsabile Boni, che in quella sezione celeberrima rappresentava, ma mi permetto di dire quanto di nuovo già in quel disegno, la sequenza costruttiva di una struttura architettonica, ma che già allora Boni avesse chiaro il concetto e la pratica della lettura stratigrafica anche del terreno, ce lo dicono sia il testo bellissimo che accompagna quel disegno, sia la coeva sezione delle fondazioni di Palazzo Ducale, valorizzata recentemente da Federico Guidobaldi. L'analisi stratigrafica del sottosuolo del Brasile è tuttora strabiliante per chi la rilegge, per l'attenzione di Boni al variare delle strutture sepolte, alle loro quote, alla natura dei materiali che le compongono. Un corso di pietra lavorata formava la sommità del muro di fondazione e lui annota: questo corso ha lo spigolo alquanto logoro ed arrotondato e conserva sulla fronte il liscio e la tinta bruna dateli dal tempo nell'altezza sovrastante all'ammattonato, la quale restò esposta alle intemperie vari secoli, se come si suppone il pavimento di mattonelle è quello che si vede nel dipinto di Gentile Bellini all'Accademia. Boni aveva 26 anni, ma questo riconoscimento che gli dobbiamo credo che non ci impedisca di essere oggi tanto liberi e anche scanzonati, da domandarci se non fu proprio quello scavo, forse incauto, a causare da lì a meno di 20 anni il crollo del campanile. Così come ci interroghiamo su quello che fu presto riconosciuto, anni dopo, come un errore di scavo condotto da Boni nel foro, cioè la rimozione di quei basolati stradali di età imperiale che ancora costeggiavano la reggia, erroneamente ritenuti di età post-antica. Per quello scavo e non solo, Lanciani si trovò spesso in polemica con Boni. È lui che dobbiamo infatti intravedere dietro l'autorevole membro dei Lincei che sentenziò che le inutili ricerche al foro avrebbero fruttato molto fango e soltanto fango. Ora, senza nulla togliere alla grandezza di Lanciani, sarà difficile non scorgere dietro quella polemica così rovente, così personalizzata, che contrappose l'accademico illustre all'outsider venuto da fuori, una temperia in fondo analoga a quella che contrappose mezzo secolo dopo in una illuminante polemica fra opus certum e opus incertum, l'accademico allievo di Lanciani, cioè Giuseppe Lugli, e l'outsider Lamboglia, l'archeologo ligure nazionalista, quello che non credeva all'africanità della sigillata chiara, ma dal quale bisognava andare a imparare come scavare, e che nella biblioteca di Clarence Bicknell a Bordighera custodiva non a caso una copia del saggio sul metodo di Boni. E allora non possiamo fare a meno di mettere in relazione l'episodio sconcertante raccontato da Lugli del ritrovamento di un pitale in un pozzo nero, esposto a sostegno della sua tesi circa la inaffidabilità del metodo stratigrafico, con quella nota conservata da Evatea che raccoglie il pensiero di Boni rispetto a quelle che oggi noi chiamiamo le sezioni occasionali. È consigliabile, dicevo, utilizzare se possibile le fosse derivanti da scavi precedenti, nel qual caso bisogna ripulire in senso verticale le pareti finché la stratificazione del terreno apparisca. Ma insomma, potremmo soffermarci a lungo sui tanti aspetti innovativi dello scavo nell'esperienza di Boni, uno fra tutti la pratica di una documentazione grafica di qualità altissima, misurata anche dal budget che le veniva destinato, su cui tanto ha lavorato in questi anni la Soprintendenza Archeologica di Roma. Io preferisco sintetizzare il Boni scavatore con la semplice frase con la quale lui giudica criticamente le indagini abitualmente condotte in Italia, dove dice, lapidario: si è rovistato il sottosuolo
come luogo nemico. Ma il potenziale innovativo di Boni non si limitava certamente allo scavo e per questo credo che Carandini gli abbia dedicato un paragrafo nel volume con il quale fondava il rapporto tra archeologia e cultura materiale nel nostro paese. Sono talmente tante le osservazioni di Boni che ci rivelano la sua profonda intuizione ante litteram del senso di quella che noi oggi, al di là dei tanti fraintendimenti, chiamiamo cultura materiale, che ve li risparmio, certamente non è adesso il momento per ricordarli. Basta un rinvio alle memorie della Tea, certamente guidati da quanto ci diceva Miriam Pilutti-Namer ieri a proposito del modo di usare questa fonte fondamentale, quando la Tea ci ricorda per esempio che per Boni la vera storia di un popolo era nella sua vita quotidiana, attestata da quei semplici oggetti i quali finiscono per formare un tutto fisico con la gente che li usa e non vi fa caso. O quando osserva che l'importanza del materiale da costruzione non dipende dalla sua rarità o dal valore commerciale, ma dall'uso che di esso si è fatto o si può fare. Perciò un antico materiale può essere tanto più importante quanto più comune. Oppure il suo gusto e curiosità per identificare le orme di animali sui mattoni romani, o la ricerca di confronti per le antiche urne a capanna con le capanne dipinte dai pittori del Quattrocento, o ricorrendo alla fonte orale dei capannari, insomma con un approccio etnoarcheologico che trae la linfa certamente dall'humus positivistico nel quale tutta la sua formazione ebbe a maturare. L'innovazione presente nel pensiero e nell'azione di Boni è peraltro assolutamente poliedrica. Carandini richiama un passaggio nel quale Boni ammonisce che bisogna tenere conto esatto di ciò che non si capisce affatto, accontentandosi di non capire, predicando quindi e praticando una procedura fondamentale in ogni ricerca scientifica, capace di guardare grazie alla curiosità sempre un po' più in là delle contingenze del momento. Alcuni aspetti sociali del modo di guardare di Boni al mondo, anch'essi figli del suo tempo, ci fanno comprendere la sua capacità di cercare la totalità delle manifestazioni della realtà, cioè i nessi che tengono insieme, per così dire, la cura di uno strato con la solidarietà umana. La sua osservazione sui guasti della società industriale, che applicò su vasta scala allo sfruttamento della manodopera e i congegni meccanici che abbrutirono il lavoro e gli tolsero il conforto della varietà e il ritmo delle cantilene concesso perfino agli schiavi condannati ad metalla, fa un po' il paio con il ricordo di quella visita ai forzati di un bagno penale, siamo nel 1892, dove lo stridore, il tintinnio e il fruscio di tante migliaia di anelli di catene sommato assieme sembrava un gemito dell'umanità. Questa compartecipazione umana non gli impediva peraltro di denunciare la mancanza di eticità sul lavoro, che già nell'età umbertina nasceva da quell'alleanza tra assistenzialismo e burocrazia che ha minato la salute dell'Italia per l'intero Novecento e ancora la mina. Gli operai, scrive, era ormai giunto nella nuova sede di Roma, erano in numero esuberante, ma su 82 solo 34 lavoravano e gli elenchi comprendevano anche gli assenti e i morti. Molti erano passati di categoria, operai custodi pagati per non lavorare. Ci penserà Anatole France a testimoniare invece l'attenzione umana verso le maestranze che farà di lui un direttore rispettato e amato, almeno per quello che emerge dall'immagine che ne ho io negli anni del suo massimo impegno tra Foro e Palatino. Potrei continuare sottolineando gli aspetti innovativi della concezione di Boni, ad esempio quando ha quella visione dell'archeologia come la geologia del periodo umano, o dei monumenti architettonici come l'artistico e storico sedimento di umane alluvioni. E quindi
riflettere sulla modernità di questa visione, il suo approccio diacronico ai contesti archeologici e quindi la propensione a praticare indagini che oggi chiameremmo di archeologia urbana, con uno spazio dedicato al Medioevo, inusitato prima e nuovamente inusitato dopo di lui, e quindi una propensione alla totalità che si nutriva della globalità degli approcci, con incursioni nell'archeologia sperimentale e intuizioni modernissime, come quando si arrovellò attorno alla colonna traiana per esaminare la frattura prodotta alla base del fusto e alla cornice del piedistallo dalla caduta della statua bronzea di Traiano. Ma è tempo di passare dalla fase del mito di fondazione dell'archeologia stratigrafica, di cui avevamo in qualche modo bisogno negli anni 70, alla fase laica della sua messa in discussione, apertasi negli anni 90, quando qualcuno si è accorto che Boni non sempre e non ovunque adoperava il metodo stratigrafico, il che mi pare francamente ovvio. Ma magari non lo era rispetto a quel santino che qualcuno poteva aver creduto di avere fra le mani. È una revisione che prende le mosse ancora una volta su istanza di Carandini, che tornato sulle tracce di Boni alle pendici del Palatino, onestamente riconosceva che Boni riusciva a scavare per saggi stratigrafici, ma quando affrontava grandi aree sterrava e reinterrava. Il che è certamente rispondente alla realtà, ma non porta, almeno a mio giudizio, alla necessità di ridefinire il suo ruolo di precursore, che io non vedo affatto ridimensionato da una circostanza che dobbiamo semplicemente considerare normale nella prassi archeologica del tempo, mentre la anormalità era semmai proprio la componente rivoluzionaria del suo metodo, certo quando applicato. Insomma, io lascerei volentieri certe critiche ai suoi contemporanei, che sulla stampa lo accusavano di essere selettivo nelle indagini e in privato si abbandonavano a acrimonie abbastanza pettegole, come Dante Vaglieri, che in una lettera a Barnabei denunciava i disastrosi metodi di scavo di Boni e il pessimo indirizzo delle sue ricerche nel foro, condotte in base a preconcetti colti tra le nebbie d'Irlanda, invece che sui colli aprichi d'Italia nostra, in base a dottrina classica e tecnica, non in base a ignoranza di greco e di latino, a ignoranza di arte e di forma. Negli anni 90 Marcello Barbanera, nella sua Archeologia degli Italiani, si è misurato con il fenomeno Boni, limitatamente al tema specifico dello scavo, ma fornendo anche indicazioni utili per il suo inserimento in quello che chiama il fiume carsico del positivismo. Barbanera si domanda che cosa sia stato rimproverato a Boni, quali siano state insomma le criticità che possono aver contribuito allo smontaggio del santino. L'espressione non è sua, è mia, ma ci siamo capiti. Quel santino che l'archeologia rivoluzionaria degli anni 70 si era più o meno consapevolmente dipinto, e si dà 3 risposte, quelle stesse che abbiamo sentito ripetere in questi anni tante volte, e cioè il fatto che all'accuratezza degli scavi non fosse seguita un'edizione scientifica dei risultati, la povertà della problematica storica che egli si era posto e la sua adesione in tarda età al fascismo con risvolti mistici e nazionalistici. Partiamo da quest'ultima, solo per dire che, quale che sia stata la parabola umana e intellettuale di Boni, gli ardori nazionalistici e la sua adesione senile al fascismo nulla danno e nulla tolgono all'insieme della sua figura, e in particolare nulla danno e nulla tolgono a quel trentennio che va dalle prime esperienze nei cantieri di restauro veneziani alla vigilia della Grande Guerra. Se Boni fu uomo del suo tempo, lo fu anche nelle sue contraddizioni, da personalità profondamente morale e fondamentalmente aliena dalla politica, seppur conscio dei risvolti sociali della cultura. Il fascismo usò quel povero vecchio dal prestigio immenso e lui si fece, credo, consapevolmente usare, ricostruendo ad esempio l'antico fascio littorio. Io direi che possiamo chiuderla qui
e buttare nel dimenticatoio giudizi superficiali e volgarmente ideologici, incapaci di vedere le persone, i principi e le idee, naturalmente quando ci sono. Oppure ricordiamo il valore di quel fraterno sodalizio umano e politico con Luca Beltrami, architetto e deputato lombardo, che quando Boni nel 99 avviava le sue ricerche nel foro dava alle stampe un pamphlet nel quale, sotto le mentite spoglie di un artista deputato, metteva a nudo impietosamente le carenze culturali e politiche dell'amministrazione del patrimonio, con accenti che oggi potrebbero essere purtroppo riprodotti tali e quali. Ma non è questa la sede per farlo, anche se questa è una fonte alla quale vi invito a ritornare per il suo grandissimo interesse e che vi dice quindi anche quali fossero alcune delle frequentazioni più importanti del Boni di quegli anni. Quanto alla seconda critica, la mancanza o la esiguità delle pubblicazioni scientifiche rispetto alla quantità e qualità delle stratificazioni indagate, la risposta a me sembra francamente banale. Non c'è alcun dubbio che Boni abbia lasciato un mare di inedito. Potremmo rispondere con quanto lui stesso diceva a chi lo sollecitava a scrivere: il mio libro di pietra, ma è tutto disegnato. Non so quanti avrebbero potuto rispondere nello stesso modo. Ma al di là delle battute, se nessuno dei predecessori e dei successori di Boni al foro, almeno fino agli scavi di Carandini, vanta non solo una documentazione grafica dello scavo pari a quella prodotta di Boni, ma un elenco di pubblicazioni scientifiche proporzionale ai volumi di terra asportata, possiamo domandarci legittimamente chi sia in condizione di scagliare la prima pietra per questa indegna lapidazione. Da quali pulpi arrivano le prediche? Come mai non si rimprovera a Lanciani di non aver pubblicato quel terrapieno largo 20 metri e alto 10, rimosso nel 1882 tra San Lorenzo in Miranda e Santa Maria di Beatrice? Ma perché dai topografi sterratori della Roma umbertina e poi fascista nessuno pretendeva e pretende una relazione di scavo men che sommaria e fantasiosa? E dagli scavatori provetti invece sì, la pretendiamo con il ditino alzato. Dove sono le documentazioni degli scavi di Rosa, Lanciani, Bartoli, Carettoni? Magari Patrizia Fortini ci può dire dove sono. Per non dire delle edizioni dei loro scavi. Quindi vi prego, buttiamo alle ortiche questo argomento dell'inedito, o al prima guardiamoci tutti allo specchio e impariamo a giudicare il passato certamente con i nostri strumenti critici, non potremo fare altrimenti, ma al tempo stesso con gli occhi dei contemporanei dell'epoca che indaghiamo. Quando al terzo argomento, quello della povertà della problematica storica, la mia risposta potrebbe essere ancora più lapidaria. Dipende dal concetto di storia. Per questo lasciatemi dire che rispondono a banali luoghi comuni certe ripetizioni che leggiamo qua e là circa lo scarso interesse di Boni per la storia e il suo, cito, debito con la scienza rispetto alla interpretazione storica dei reperti archeologici. Ritornelli dimentichi del fatto che sono proprio le documentazioni di Boni che ci mettono ancora in condizione di trarne oggi il maggiore vantaggio, anche criticandole. Ma lasciamo stare. Per questo ritengo un po' ingenerosi alcuni distinguo che vengono anche da colleghi più che avvertiti, che mettono in relazione la debolezza interpretativa di alcuni rapporti di scavo di Boni con la sua vena poetica, con la sua inclinazione allo sproloquio, con il suo misticismo degli alberi e dei fiori. Oppure quei giudizi trancianti di una presunta debole visione intellettuale che avrebbe impedito a Boni, pur capace di spingersi oltre l'atteggiamento empirico tentando di canonizzare le regole dello scavo, di dare poi maggiore forza al suo programma. Questa debolezza ci fu, perché negarlo? Ma un programma globale, come quello, diciamo così, visionato da Boni, ma chi mai l'aveva solo ideato, non dico attuato in Italia o forse in Europa? Davvero dobbiamo svalutare così severamente il senso culturale della sua azione? Boni ebbe fin da giovanissimo la percezione del ruolo storico della ricerca archeologica. Faccio un solo esempio.
Siamo sempre attorno al campanile, quando Boni analizza minutamente le specie arboree utilizzate nello zatterone di fondazione, rovere, pioppo, ontano, e inquadra quelle presenze in una visione di lungo periodo. I legnami di queste fondazioni, scrive, appartengono tutti a specie nostrane, legnami di pianura, quali gli antichi veneziani potevano rinvenirli sul litorale limitrofo della laguna. Passò qualche centinaio d'anni prima che i nostri padri, avendo esteso il loro dominio in terraferma, recidessero le eccelse conifere dal pendio delle Alpi ed incominciassero ad adoperare il rosso larice del Cadore, quando in principio del secolo XIV posarono le fondazioni del Palazzo Ducale. E Boni, ormai adulto, non ebbe difficoltà a andare controcorrente quando dichiarava che, pur non sconfessando le mie predilezioni giovanili per il lavoro artistico, credo di trovarmi ora d'accordo con i più competenti, pensando che il valore principale degli antichi monumenti sia lo storico e che anche la loro importanza relativa storico-artistica convenga determinarla con criteri e metodo storico. Lui fu perfettamente consapevole del valore dell'autenticità e della necessità che gli archeologi sviluppino la scienza storica come scienza anche sperimentale. Fu un nuovo produttore di storia, o un produttore, se volete, di nuova storia, prima che la nouvelle histoire ricevesse un nome. E questo grazie a un approccio archeologico, filologico, naturalistico, folclorico, linguistico, che testimoniava la sua sete di globalità alla fine di un secolo che aveva varato nelle accademie le corazzate delle discipline, pronte a scontrarsi a cannonate una contro l'altra nel secolo che cominciava. Ebbe anche la debolezza, per così dire, di praticare l'intuizione, e a chi lo dileggiava chiamandolo il medium archeologico del foro romano rispondeva che in fondo l'intuizione altro non è che la somma di dati positivi che sfuggono all'occhio delle moltitudini. Ma dalla intuizione sapeva anche guardarsi, la custodiva, le dava anche un po' di briglia e poi sapeva frenarla. Quando per esempio osservava il tratto di via Sacra dai selci orribilmente sconvolti e lo mette intuitivamente in relazione con gli impedimenti apprestati per impedire il passo alla cavalleria normanna nell'XI secolo. E poi mette in dubbio la sua interpretazione intuitiva perché rinviene sotto i selci del portico medievale una moneta argentea angioina. Se poi per storico intendiamo il mestiere di Mommsen o di Beloch, Boni non fu ovviamente né l'uno né l'altro. Ma conosco pochi archeologi del suo tempo che abbiano guardato con occhi giovani alle antiche murature veneziane, riconoscendovi tecniche greche acquisite dai veneziani tramite i bizantini, e pochi archeologi ancora adesso che sappiano guardare alle iscrizioni come si guarda a un monumento iscritto, che fossero testi di carattere monumentale o una firma del Trecento o 2 iscrizioni turche nel Palazzo Ducale o umili mattoni bollati. Perché, scriveva Boni, nel chiarire un'epigrafe è dannoso il negligere le pietre o le sculture delle quali il testo era dichiarazione supplementare. E mentre Vallieri scriveva a Fiorilli perché tenesse separate nel Museo Nazionale Romano le collezioni archeologiche da quelle epigrafiche e numismatiche, lui, archeologo dalla debole visione intellettuale, lui uomo non di scienza, sognava di poter attendere alla raccolta delle iscrizioni medievali e moderne per costituire, cito, un corpus simile a quello che il Mommsen sta raccogliendo per l'antichità. E naturalmente lo stiamo ancora aspettando questo corpus. Mi auguro insomma davvero che più di mezzo secolo dopo la rivoluzione storiografica delle Annale, non solo, ci possa essere d'ora in poi risparmiata questa insulsa polemica sul grado di sensibilità storica di Boni. E andiamo oltre. Se i 3 grandi limiti di Boni si rivelano a ben guardare forse veri, ma in fondo inconsistenti, che cosa resta del Santino degli anni 70, un po' rozzamente laicizzato 20 anni dopo? Allora poco interessava il Boni architetto, quello per esempio dei fecondissimi anni del Salento, e il tema del restauro, oggi più alla ribalta. Ci interessava innanzitutto il tema dello scavo.
Allora forse ci saremmo scandalizzati leggendo che per far saltare il terrapieno che obliterava il Lacus Iuturne fu usato non il piccone soltanto, ma la dinamite. Oggi non apprezziamo quella scelta, ma la valutiamo con l'esperienza di chi in questi decenni ha sperimentato più volte il rapporto delicatissimo e necessario tra Ruspe e Trauel nei vasti scavi stratigrafici per grandi aree. Oggi ci affascina di più meditare sul tema della conservazione in situ dei manufatti, quando a proposito di un mosaico di Salemi, Boni afferma il principio che qualora un monumento non possa venir conservato sul posto né trasportato, debba essere di nuovo seppellito per evitarne la rovina. Così si fosse fatto, scriveva, delle rudere d'opera quadrata del Palatino, che la curiosità di una generazione ha lasciato distruggere. E voi mi perdonerete se non posso non andare con la mente ai sotterranei del Colosseo lasciati da un secolo insensatamente alle intemperie. Oggi ci interessa di più meditare sulla scelta di conservazione e valorizzazione da lui fatta nel sepolcreto del Foro, quando sperimentò il riempimento delle fosse per tracciare alla superficie del terreno la planimetria delle tombe sottostanti. Ma sentiamo ancora più forte la sua modernità quando leggiamo che la preservazione dei monumenti era per lui opera medica, non chirurgica, e non possiamo non andare con la mente all'insegnamento di Giovanni Urbani e agli ostacoli che egli incontrò nel mondo accademico e ancor più in quello della pubblica amministrazione. Oggi restiamo affascinati, almeno io, quando scavava il senso delle parole con lo stesso ardore con cui sfogliava gli strati terrestri, riconoscendo un unico metodo all'archeologia e alla filologia e portando di peso la linguistica storica nell'interpretazione archeologica. Così come il rispetto per l'autenticità del documento lo portava di fatto a incontrarsi con le coeve riflessioni metodologiche di Schiaparelli, illuminando le connessioni che l'archeologia positivistica poteva istituire con la diplomatica. Una attenzione all'autenticità che non ha nulla a che vedere con il feticismo, nel quale ci imbattiamo ancora oggi a ogni piè sospinto. Feticismo che Boni, anche il Boni mistico, ignorava. Custodite il pezzetto di cemento che includo, scriveva giovanissimo William Carey. Viene dalla seconda parte della facciata di Palazzo Ducale verso Piazzetta. Potete confrontarlo con l'altro, non feticismo dunque, ma la pratica del metodo del confronto esposta 100 anni prima da Caelius. Vi mando un pezzo di quercia di quelle fondazioni, scrive a Philip Webb, poiché è stato messo in opera nell'888 e ci dà un buon saggio della durata di questa specie di legname. Non feticismo dunque, ma scienza. Una scienza che si alimenta del concetto di contesto e quindi di museo, che almeno per uno come me costituisce uno dei maggiori aspetti della modernità di Boni 40 anni dopo il suo recupero, e che ci fa desiderare, come collega della Porta accanto, quel solitario sostenitore dell'idea di un museo diffuso da opporre a quella dei grandi contenitori centralizzati allora all'apice della fortuna. Un'opera antica, scriveva un Boni poco più che ventenne, si distrugge tanto col martellarla a pezzi come col prenderla giù gentilmente e imballarla ben bene e disporla in una sala. I confronti rapidi e superficiali che i musei consentono non bastano a compensare la perdita dei valori di relazione tra gli oggetti antichi divelti dal loro luogo d'origine e dispersi. E come si indignava al pensiero delle rapine archeologiche occidentali in Oriente, così quando chiedeva che gli fosse accordato un locale ove raccogliere i campioni di materiali antichi che giungevano alla direzione generale, aggiungeva che quelle collezioni non dovevano rimanere fine a se stesse, ma servire all'istruzione e all'educazione degli artisti e dei conservatori dei monumenti. L'esatto contrario di quel collezionismo bulimico che il tenore Gorga cominciava a praticare nella Roma di quegli anni, che ha fatto tanta scuola per la ostentazione volgare e incolta dell'attuale collezionismo globalizzato. Ma devo concludere. Il suo metodo comparatista lo pone in quel filone fecondo e libero della moderna antropologia e della scienza delle religioni. La sua denuncia del disinteresse dello Stato verso il patrimonio demo-antropologico sembra lanciata ieri. La sua
candida confessione della scarsa attitudine a collezionare bibliografie ce ne fa scoprire il suo lato non erudito, anzi insofferente dei limiti di quella cultura puramente filologica, cito, limiti e dilettanti. Eleonora Duse lo definiva un profeta che leggeva il passato e capiva l'avvenire. E poiché Nemo profeta in patria, l'architetto Boni la sua consacrazione archeologica dovette andarsela a cercare nelle lauree d'onore che gli dettero Oxford e Cambridge. Ma voglio concludere provando a uscire un po' dal seminato della disciplina. Ranuccio Bianchi Bandinelli non poteva accettare certi atteggiamenti irrazionali di Boni, che ne limitavano l'orizzonte critico, cristallizzandolo, diceva, in forme di mentalità provinciale come le cerimonie revocative della festa delle Palilie. Non aveva tutti i torti, certo, ma siamo oggi ancora così convinti che dobbiamo bollare come incolto folklore quel variegatissimo fenomeno culturale che va sotto il nome di rievocazione storica? O non pensiamo che anche lì possiamo trovare alleati potenti in un'opera di allargamento della base sociale di consenso alla tutela e trasmissione socialmente utile del nostro patrimonio culturale, che in fondo era quella che Boni intuiva quando, ormai vecchio e un po' svanito, scriveva di voler svelare l'Italia agli italiani. 40 anni fa la riscoperta di Boni poté sembrare strumentale. Tale era la sua forza di antesignano di quella che avrebbe potuto essere e non fu l'archeologia militante italiana, che aveva bisogno di miti e di interlocutori, e che quella figura, se non fosse esistita, se la sarebbe dovuta inventare. Oggi vorrei che invece fosse percepita come una condivisione culturale, come una sintonia che almeno in me sorge spontanea con quel geniale architetto archeologo distratto dai troppi interessi, come l'ha definito Adriano La Regina, un uomo per certi versi unilaterale, come chissà, forse lo avrebbe definito Gramsci. Evatea ci conserva le risposte di Giacomo Boni a un decalogo di precetti proposto da una società inglese. Non ho ritrovato la fonte e quindi qui vale il sospetto sulla fonte stessa. Dette il decalogo: non rimandare al domani ciò che potrebbe essere fatto oggi. Risponde Boni: rimanda a domani ciò che ti senti incapace di fare bene oggi. Insiste il decalogo conformisticamente: rispetta le opinioni degli altri affinché siano rispettate le tue. Non rispettare le opinioni degli altri solo perché siano rispettate le tue, commenta Boni. Opponi alla falsità l'eloquente silenzio dei fatti. Grazie. Grazie a Daniele Manacorda per questa sua bellissima relazione che ci ha restituito un ritratto a tutto tondo di Boni, non solo il Boni archeologo, ma anche un Boni molto umano e anche ricco di passioni, e perciò di questo credo che si uscirà da questo convegno con un'idea completamente nuova su Boni. Ecco, adesso se volete, se c'è qualche domanda velocissima con risposta altrettanto veloce, lo possiamo fare. Intanto che ci pensate, dico un'unica cosa: Boni aveva perfettamente ragione dicendo che quelle essenze arboree trovate nelle fondazioni del campanile erano della immediata terraferma, e via via che la Serenissima allargava i suoi confini si andava a prendere del legno un po' più in là. Questo è stato confermato di recente dallo studio delle tarsie lignee intarsiate, sia quelle della sacrestia sia quelle che erano nel presbiterio, che sono tutte quante di essenze locali. Più avanti il legno sarà anche del legno molto ricercato, tipo teak, che non esistono sul territorio veneto. Per cui Boni aveva ragione anche in quello. C'è qualche domanda? Rimandiamo al pomeriggio?